Terza corsa, confronto per cavalli di 3 anni sul miglio in 8 al via: Altair, Armawise S, Ajaccio, Aerobic B, Asterix Griff, Artico Zacchi in prima fila, Abete Jet, Emily Pan in seconda. Favori in chiusura per Armawise S, seconda scelta per Abete Jet, macchina che accelera. L'errore di Armawise S proprio in fase di stacco, e così è Aerobic B che va a condurre nei confronti di Ajaccio. Numero 2 Armawise S Squalifica per Armawise, squalificato. intanto c'è Numero stato l'errore 4 anche di Aerobic B Aerobic B, e in squalificato. testa si ritrova così Altair contro Ajaccio, che insiste all'esterno lungo la corda. Abete Jet, ben filtrato dalla seconda linea, 16,2 i primi 200, ma passa Ajaccio in 300 metri, è nuovo leader, mentre all'esterno Artico Zac va subito all'attacco del nuovo leader. 400 iniziali in 30,8. Artico Zac ora si adegua perché Ajaccio intende correre evidentemente al comando una volta che Armawise ha sbagliato e che Altair le ha concesso strada. Corre davanti Ajaccio e all'esterno si adegua Artico Zac. In terza posizione Abete Jet, che va a prendere la scia ora di Artico Zac quando sono completati 600 in 46,3. Più indietro seguono, c'è l'errore anche di Asterix Griff, e in coda segue quindi Emily Numero Pan. 5 1 e 2, il Asterix passaggio agli Griff 800, fin qui ha squalificato. graduato a piacere il battistrada Ajaccio, Manuele Matteini in sediolo. Sempre percorsi esterni Artico Zac, alla corda Altair, il chilometro intanto se ne va in 1,17,5 con 15,5 di parziale. Abete Jet ancora non accenna a muovere dalla seconda pariglia, rimane lì, e in coda c'è Emily Pan. Siamo intanto a 400 dalla conclusione. Il parziale ora più svelto in 14,5. A questo punto Abete Jet entra in azione e va in terza ruota. Si profila sulla coppia di testa Ajaccio e Artico Zac per venire via con argomenti decisi al completamento della piegata. Ingresso in retta d'arrivo, allunga Ajaccio, ma Abete Jet lo prende sotto tiro e nel finale passa per dominare letteralmente la scena, correndo soltanto gli ultimi 300 metri. Vince Abete Jet, secondo posto per Ajaccio, al terzo Altair. 1,15,4 il ragguaglio conclusivo, 59,2 a chiudere, 29,2 l'ultimo quarto di gara. E bella impressione ancora per Abete Jet, che Roberto Vecchione porta a una netta affermazione. Ha atteso in scia ad Artico Zac fino ai 350 conclusivi, poi è scattato e sull'ultima curva in terza ruota e in retta poi si è lanciato su Ajaccio per liquidarlo ai 100 finali e andarsene. Secondo posto comunque per un discreto Ajaccio, che tiene a bada Altair, che lungo la corda filtra terzo davanti ad Artico Zac.